Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla Live Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi presento un circuito ideato da Hildegard e dal vostro Marietto Veneziano. È un circuito che abbiamo voluto e usato per i nostri committenti da parecchio tempo e Hildegard praticamente ha deciso di regalarlo all'umanità. Quindi è un circuito che ha certamente magari graficamente era un po' più sempliciotto, ma diciamo che il succo e la completezza era questo. Quindi, grazie al legare al vostro maestro veneziano, oggi le persone possono utilizzarlo. È un circuito per unire in astrale, in eterico, delle persone. Generalmente è anche per contenere, si potrebbe usare soprattutto per gente già sposata o gente fidanzata e in alcuni casi, sempre sotto e chiaramente analizzato tramite un'indagine radiostesica, anche gente che, tra virgolette, si vuole avvicinare, perché appunto qui si parla di spiritualità, si usano i cammini spirituali della Kabbalah tramite le sue lettere e la croce cristica. Allora, come si utilizza? Beh, si utilizza in modo semplice. Qui si mette l'intento, si scrive il foglietto, ad esempio voglio che il mio matrimonio continui ad andare bene, ad esempio voglio che il mio fidanzamento si concluda con un matrimonio, voglio che il mio amore che provo per Pippo Pluto vadi o si concluda con un fidanzamento o esca allo scoperto e via dicendo. E ai due lati, vedete, ci sono questi sentieri che rappresentano poi la nostra anima, la nostra evoluzione, chiamatela poi come volete, il nostro io. Quindi qui si mettono le foto delle due persone o i nomi e i cognomi e qui si mette l'intento. Quanto tempo bisogna utilizzarlo questo circuito? Beh, questo circuito bisognerebbe utilizzarlo almeno fin quando non si raggiunge lo scopo o fin quando non si raggiunge un tempo minimo di un mese. Perché un mese? Perché il mese rappresenta praticamente il riempimento del corpo eterico di ogni persona, quindi un mese per tutte e due, no? Perché in teoria basterebbe, no? Chiaro che se poi voi fate una domanda al pendolino, il pendolino vi dice no, devi fare meno di un mese, allora a questo punto qui fa testo quello che tramite la ricerca radiestesica risulta, ma dal mio punto di vista l'ideale sarebbe un mese. Chiaramente se volete andare sul sicuro, siete esperti, lasciatelo fin quando non raggiungete l'obiettivo, soprattutto se non siete sposati o fidanzati, ma avete una relazione che volete che si rinsaldi. Questo circuito dove lo si trova? Beh, nei social e nel sito del capitano, nell'ebook che abbiamo fatto il Legarda e il vostro Marietto Veneziano. È gratuito. Se volete invece un consulto, il Legarda Marietto Veneziano sono sempre disponibili per fare un approfondimento e dei ragguagli superiori. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.